Nasce il primo censimento del popolo veneto. Non è un partito, non è nulla di discriminatorio, ma vuole essere un movimento identitario trasversale per dire i veneti ci sono e vogliono essere riconosciuti come popolo. È un sistema per contarci, vogliamo sapere quanti siamo e questo è venuto fuori proprio in occasione, come dicevo prima, del fatto che è stato cancellato sul sito dell'ONU la dichiarazione dei diritti dell'uomo in Veneto. E allora a questo punto, richiesto il perché, ci è stato risposto che non siamo riconosciuti come popolo e quindi ben parta questo censimento del popolo veneto perché poi richiediamo il riconoscimento internazionale. È un censimento identitario, non facciamo rivendicazioni territoriali, neppure di sangue o di origine, ma è un autoriconoscersi i veneti tutti quanti. È ora di farlo, lo ha fatto i ladini, lo ha fatto i nomadi, i rom, i scinti, lo ha fatto gli ebrei, lo ha fatto gli armeni. E abbiamo diritto di averlo anche nel nostro censimento in modo che possiamo dire siamo un popolo veramente riconosciuto, cerchiamo un'identità e vogliamo essere riconosciuti e rispettati più di tutto, perché nel momento nel quale esistiamo allora veniamo anche rispettati. Chiunque si senta veneto, anche uno straniero, potrà dichiararlo compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito censimentopopoloveneto.org e recapitandolo al proprio comune di appartenenza con la fotocopia del documento allegata, per arrivare al riconoscimento del popolo presso le sedi ONU. Abbiamo veneti in tutto il mondo, pensate che in Brasile c'è più veneti che in Veneto, in Canada, in Belgio, in Australia, in Nuova Zelanda, in Germania, abbiamo veneti in tutto il mondo. E andremo anche in queste sedi, siamo di muovere persone che portino avanti il censimento anche dei veneti nelle altre parti del mondo e quindi muoveremo le autorità internazionali come ha fatto gli altri popoli che non hanno uno Stato. Il popolo veneto non essendo riconosciuto non abbiamo i diritti che hanno tutti i popoli del mondo e quindi anche noi vogliamo essere alla pari degli altri e quindi riconosciuti per quello che valiamo.